Ciao a tutti dal Comandante Veneziano, terza gara di Ski Challenge 2014, Beaver Creek, sole, tentativi infiniti. Allora, finora 9, sono in 9, e la prima posizione di Killer 231 con 2 minuti e 1. Ok ragazzi, molto molto bene. Eh, il 25 ci sarà il parallelo di Natale ragazzi, quindi punti extra dalle 18 in poi, sempre per 4 ore, quindi vai di parallelo di Natale, ma adesso concentration su Beaver Creek. Andiamo ragazzi, dopo metà gara sono al 10° posto, madonna che fatica ragazzi, sarà dura tenere il 10° posto, siamo tutti là. I primi volano, sono a 2 secondi da 2 secondi dal podio, sono le dura ragazzi, andiamo a vedere il miglior la miglior discesa comendiana. Vai. Ma già fare punti sarebbe un miracolo, però ragazzi ci ho messo 2 ore per fare. No, che di più, cazzo, qua siamo quasi alle 3 ore. Che domaroni, Ale, che domaroni. Il punto difficile che trovo più in difficoltà è il punto finale, che adesso andiamo a vedere. Ah, Dio mio. Vediamo un po' sta gara. Beh, la prima parte di solito è sempre positiva, eh. Faccio sempre belle cose nella prima parte. È nella parte centro finale che vado a cagare. Devo cercare di portare a casa qualche punto oggi perché veramente se no le medaglie ormai la vedo un'impresa disperata. Io mi sto anche allenando, ma non so come cazzo fate ad andare così forte, cioè. Vediamo un po' qua dove posso aver sbagliato, adesso che siamo a freddo, nel senso siamo qua che stiamo guardando. Cioè, finora non mi sembra di fare proprio cagare in maniera. Ecco qua, per esempio, ho perso la linea. Ecco qua, l'ho persa, però poi l'ho ripresa abbastanza bene. Quindi quella parte là era discreta, dai. Possiamo vedere questa parte qua. Questa parte qua è tutta a uovo, insomma, una parte abbastanza tranquilla, teoricamente. Ecco qua l'ho presa a cannone proprio, infatti, quindi anche non male. Anche qua sono andato abbastanza bene. Per la parte finale, ecco, magari nell'ultima. Qua è un punto bastardo che sono caduto 50 volte. In questa curva, ecco, dopo sto salto. In questo punto qua è un punto abbastanza. Infatti qua mi sono proprio fermato qua. Non lo so ragazzi, non riesco a capire dove. Ecco qua, questa è proprio sbagliata, per esempio. Però non vedo errori così da avere 2 secondi, ragazzi. Quindi ho bisogno del vostro aiuto perché non capisco. La. Comunque vado a chiudere in 2 minuti, 2 secondi e 353, ragazzi. 10° posto. Ragazzi, a mezz'ora dalla fine, ecco la situazione. Apo 10,46 è primo con 1,58 e 938, devastante. The Bex 1,59,2, Vada 88, 1,59,3, Marco Ba 1,59,7, poi il Cumendone quinto a 1,59,8. Poi vive tutti gli altri, ma c'è Big Geddo che è a 2 minuti, ma fa paura, quindi insomma sono quinto, ma forse sesto. Ci sono, ecco, fino a 33 sciatori, 33 partecipanti. Adesso però andiamo, lo vediamo dopo il giro record, sì, insomma la discesa record. Adesso andiamo per questa ultima mezz'ora veramente devastante. Sono molto contento, ho fatto veramente un bel tempo. Per ragazzi, ormai è finita, mamma mia, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gara finita. È finita anche la terza gara. Vediamo com'è andata. Quinto posto comendiano. E sono felicissimo, ragazzi. Vicinissimo al quarto posto. Quindi va a vincere Apo 10,46. Secondo Vado 88. Terzo The Bex. Quarto Marco Ba. Quinto il Cumendone. Sesto Killer 231. Settimo Big Geddo. Ottavo Scared Soul. Nono Cuzzi. Decimo Andodone. Buono raga. Però sono un pirla perché probabilmente non posso fare vedere. Son coglio. Non posso far vedere il tempo migliore. Dio santo. Vabbè, ero talmente intrippato dalla gara che non abbiamo visto il tempo migliore del Comendone. Paccotto obeso. Comunque adesso andiamo a fare l'albodoro, ma ci saranno dei cambiamenti perché ho ricevuto tanti messaggi, quindi mi avete chiesto di cambiare un po' il calendario, questo che è la prima stagione, di rendere un attimino più semplice. Quindi adesso andrò a modificare un po' determinate cose. Comunque è bellissima anche questa terza gara.
Complimenti a tutti. Vediamo il medagliere. Intanto Marco Ba è sempre in testa con un oro e con un argento, 2 in totale. Big Ed un oro, un bronzo, 2 in totale. Poi c'è Apo 1046 con un bel oro. Vado 88, 2 argenti. E Bex 2 bronzi. Ok, quindi l'albo d'oro è questo. Quindi Marco Ba per il momento domina con che è primo sia nella classifica medagliere sia nella classifica a punti. Classifica a punti. Marco Ba 55, Vado 88, 48. Big Ed 46, bellissima la lotta per i primi tre. Bex 34, Apolici 46 25, il Cumendone 18, Flash 26 99 12, Andodone 11, Vitto Cava 10, Killer 231 8, Alemac 8, Ermitico Manga 6, Tombone 6, Skier Soul 4, Magri 92 4, Tomba Ski 87 4, Cuzzi 2, Giova 98 98 1 e Jimmy Iannelli 1. Chiaramente se ho sbagliato qualcosa, ragazzi, commentino. Allora, qua ho cambiato un po' il calendario perché comunque in tanti avete chiesto di renderlo un po' più semplice come prima stagione. Allora, come prima stagione andiamo un po' più tranquilli. Ora, la prossima che giochiamo domani, quindi 24 dicembre, Beaver Creek Neve. Allora, al posto di 5 tentativi, 50 tentativi ma in 2 ore. E assicuro che non, cioè, 50 tentativi sembrano tanti ma non lo sono, perché ho fatto due conti in 4 ore, tipo avrò fatto 39.367.227 tentativi. E comunque cerchiamo, ripeto, di rendere il tutto un po' più semplice, perché questa è la prima stagione che ci deve portare poi alla super seconda stagione con più piste e tutto quanto. Ok. Dopo ci sarà dopo il 24, cioè domani, che è la vigilia, che penso che sarà dalle 17 alle... Beh, insomma, in realtà... Sì, 17-19, dai, proprio prima del cenone ci può stare. E... Poi comunque, ripeto, ho detto, ragazzi, in questa prima stagione, comunque in questa serie comendiana, è chiaro che si premia anche la costanza, nel senso, più una persona c'è meglio è, chiaramente, non è che se non c'è in palio miliardi o robe varie, quindi è un divertimento, e quindi è bello dare la possibilità un po' a tutti di poter vincere, quindi c'è chi è forte, come i vari Big Edo, Bex, Marco, Apo, che, che insomma vincono quasi sempre, però è chiaro che a volte un giorno magari uno può essere impegnato, anche il sottoscritto, perché comunque io ho impegni anche che mi possono arrivare all'ultimo secondo, e quindi tutto può succedere, ecco, con questa cosa qua, perché se metto giorni prestabiliti, poi comunque c'è chi non va bene uno, chi non va bene l'altro, la decido io e chi se ne frega. Quindi vabbè, insomma, poi vabbè, chiaramente in pratica ho cambiato al posto di 5 tentativi 50, però ho messo le 2 ore al posto di 4 nelle varie gare. Per esempio nelle ultime due al posto di un tentativo ne ho messo 10 e 10 con 2 ore, e 2 ore anche qua. Nella prossima stagione mettiamo anche il ghiaccio. E niente, ragazzi, sono felicissimo. Le stagioni vanno alla grandissima. Spero di beccare una cazzo di medaglia. Quindi veramente. E ringrazio tutti per i consigli. Il vario Bex, Marco, il Big Eddus. Perché Big Eddo mi piace troppo il nome Big Eddo. E niente, ragazzi, un saluto dal Cumendone, Stermark Tomba. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.